Associazione dei commercianti, c'è il presidente della Confcommercio Mandamentale, Angelo Faloppa. Mi hai già presentato tu. Avete toccato tantissimi argomenti questa sera. Ce n'è uno che anche particolarmente mi sta molto a cuore, che è quello del turismo. Noi abbiamo tutte le spiagge molto vicine e sono una fonte straordinaria. Ovvio che Musile non ha quelle attrattive particolari, ma ne ha una che è straordinaria e che è l'utilizzo delle piste ciclabili, delle vie fluviali, perché Musile è circondata e ha quindi delle zone umide straordinarie, che è quello che probabilmente, soprattutto in bassa stagione, il turista e soprattutto il turista del nord Europa va cercando. Quindi probabilmente questi collegamenti, questo potenziamento delle piste ciclabili potrebbe essere di grande utilità per le nostre attività anche commerciali e pubblici esercizi che vedrebbero arrivare della nuova gente. Questa è una delle cose. Poi una piccola battutina. Visto che Musile è l'unica che non ha centri commerciali, non è che la nuova amministrazione gli frulli di fare qualche nuovo centro commerciale, visto che criticate anche voi quello degli altri? Giusto per non farsi mancare niente. Allora, e magari, giusto provocazione, per fare la battuta, anche Musile potrà diventare città turistica come lo è diventato a Noventa di Piave da poco. Allora, toccava dover ricominciare, mi sembra, Forpolin, aveva fatto Biancon, quindi Forpolin, sul discorso piste ciclabili per sviluppare il turismo potremmo aggiungere anche, c'era stato un tentativo qualche anno fa con il vaporetto del Piave, quindi per sfruttare anche quel corso d'acqua dal punto di vista turistico, non so se eventualmente la butto là, poi vedete voi insomma come sfruttare questi minuti. Sì, credo che sia importante quello che diceva il Presidente Faloppa, ne abbiamo discusso anche in altri incontri sul territorio, quello dell'entroterra e della possibilità che ha, del valore che ha Musile di Piave nel sfruttare un territorio che è di transito verso Jesolo, che però è dimostrato dal fatto che diversi studi ci dicono che oggi non c'è più un turismo, diciamo, da spiaggia, da litorale, i 15 giorni permanenti, ma c'è un turismo che va a riscoprire anche scorci di territorio, di paesaggio, per cui noi non possiamo perdere l'occasione di coinvolgere questo tipo di turismo sul nostro entroterra, in particolar modo sulla località dei Salsi, con la laguna, con l'asta della Piave Vecchia, aspetti paesaggistici importantissimi sui quali in questi 5 anni abbiamo dato tutti i messaggi dal PAT stesso al piano diciamo, del territorio provinciale con le osservazioni poste per valorizzare appunto quelle aree di sosta, quei bed and breakfast, quegli agriturismo, quella economia che c'è e vogliamo riscoprire attraverso appunto piste ciclabili. Ricordo che l'amministrazione solo 2 mesi fa ha portato in Consiglio Comunale un'approvazione di un contributo di oltre 1 milione di euro con la copartecipazione dell'amministrazione comunale di circa 200.000 euro messi a bilancio, quindi abbiamo in un momento difficile però toccato e messo mano al portafoglio, come si suol dire, della bilancia pubblica con oltre 200.000 euro perché non volevamo perdere questo tipo di opportunità che vuol dire appunto dare risorse a un territorio anche agricolo. Ricordiamo, e si parlava prima di IMU, che l'IMU, soprattutto per i territori agricoli, su una base di uno studio fatto dall'assessorato da Manzato in Regione, un coltivatore medio con 10 ettari di terra, se pagava 150 euro di IMU, oggi paga 900 euro, quindi si è veramente 500 e qualcosa per cento di aumento. Non possiamo non aiutare, non venire incontro a un gettito che è quasi uguale alla PAC che viene data poi allo stesso coltivatore. Per cui se questa PAC, come è all'orizzonte, verrà tolta negli anni futuri, noi dobbiamo cogliere l'opportunità di dare altra ricchezza, altro motivo appunto di fare impresa, di fare economia, di fare business, perché grazie a Jesolo, ai milioni di presenze che ci sono su Jesolo, abbiamo la possibilità di portare su tutto il litorale, diciamo Cavallino, tutto il litorale del Jesolano, però abbiamo la possibilità di tenere sul territorio una ricchezza importante. Il PAT nello strumento originale già ha dato questo tipo di indicazioni, i piani di intervento entreranno nel merito, però crediamo che molta parte di ricchezza possa rimanere e non andare sempre sul litorale. Già ci distruggete le strade, è meglio che almeno paghiate dazio con la creazione di qualche impresa e con la possibilità appunto di avere occupazione, perché poi questo tipo di attività crea occupazione, ma soprattutto dà quel valore aggiunto che è la valorizzazione appunto delle aste fluviali che abbiamo, Piave Vecchia, Sile, e quindi abbiamo messo in atto, per esempio vogliamo copiare
e se sarò eletto lo porterò in giunta, il piano Bilance, per dare anche in questo senso la riqualificazione e rivivere appunto questo territorio che è veramente bellissimo. No, o sì o no? Il centro commerciale... Assolutamente no, abbiamo già 90. Basta. Sì e no e basta. Paloppa ha incassato il fatto che forse verrà introdotta la ZTL anche qua a Musile come a Cavallino Mestre, e questo è felicissimo, insomma. Carpenedo. Sì, Presidente Paloppa, anch'io sono contrario alla realizzazione di un centro commerciale qui a Musile, di quelle dimensioni che conosciamo. Ecco, vorrei commentare un po', perché arrivo sempre dopo, ma queste considerazioni le facciamo. Il nostro piano di assetto del territorio, oltre a prevedere ciò che sentivate poco fa, noi pensiamo di valorizzare proprio le aste fluviali, pensando a quelle famose houseboat, cioè quel turismo lento che si può portare appunto turisti lungo la Piave Vecchia, lungo anche il Sile, dal litorale, per cui questo aspetto è già come risorsa contemplato nel nostro piano di assetto del territorio. È vero che anche l'attività di amministrazione comunale deve mettere in campo delle iniziative che attirino in questo territorio probabili turisti, e la cultura su questo può fare molto, perché quando facciamo alcune iniziative di tipo storico tradizionale, arrivano turisti da Jesolo ad assistere alle iniziative. Penso per esempio al Palio al 7 agosto, che ogni anno celebriamo appunto il 7 agosto, con lo scambio di capponi, attira migliaia di persone. Quindi io credo che, adesso vorrei copiare un titolo che ho letto sul Sole 24 Ore 2 settimane fa, dove diceva niente cultura, niente sviluppo, cioè creare anche uno sviluppo turistico del territorio basando su delle basi, su delle fondamenta culturali, fondamenta che valorizzino la nostra storia, il nostro paesaggio e il nostro ambiente, che è veramente delizioso e prezioso, soprattutto nella parte dei Salsi, in quella parte in punto della Piave Vecchia che confluisce nel Sile. E oltretutto la zona dei Salsi, che è dentro il piano di valorizzazione e di riconversione delle aree agricole in aree di potenziale ospitalità alberghiera, ecco, dentro il piano delle iniziative del PAT, va senz'altro valorizzata. Ero in riunione l'altra sera con le famiglie dei Salsi, i quali condividevano l'idea di salvaguardare, ma di valorizzare e offrire opportunità di lavoro a queste persone. Quindi la pista ciclabile che collegherà Quarto d'Altino con Musile, con Caposile e Musile, la pista ciclabile che abbiamo finanziato in parte, che collegherà per oltre €1 milione Jesolo con Caposile, il collegamento con la via della Piave potrà dare un'opportunità enorme al nostro comune di conoscenza, ma anche di afflusso di risorse e di ricchezza per il nostro territorio. Grazie Carpenedo. Capiotto. Sì, io credo che su questo argomento ci si possa un po' dare la mano con tutti i candidati, sia una delle cose che credo come territorio non è che ne abbiamo tantissimo territorio dove investire in questo tipo di turismo. La zona dei Salsi in primis è la zona più adatta per un investimento di questa natura qua. Appunto ricordava il sindaco che è stato portato a casa quel finanziamento per realizzare dove ovviamente tutto il Consiglio Comunale ha dato il benestare ovviamente per un intervento di questa natura qui. Credo che debba essere sia necessario ora magari un piano organizzatore su tutti i progetti che erano in essere sia sulla zona dei Salsi, il progetto del Caligo, che mi vengono in mente anche altri, che faccia un po' da volano su quello che può essere un sistema turistico locale. Va comunque incentivata quella che è la mobilità lenta in questo discorso qua, ma non solo con belle parole, ma completando anche quella che poi porta, diciamo, anche sull'asse della Triestina, che poi è di collegamento con quello che è con il centro, con quello che è, completando anche la pista ciclabile lungo la statale 14, che oggi è stata realizzata sul primo stralcio, e che è bene ricordare che nel piano triennale delle opere pubbliche, purché i nostri due candidati sindaci nel loro programma lo abbiano inserito,
il completamento della pista ciclabile non è in programma, cioè non è all'interno del piano triennale delle opere pubbliche per il 2012, 2013 e 2014. Quindi sono atti amministrativi che dicono una cosa, poi ci sono promesse elettorali che ne dicono un'altra. Metto un po' di pepe durante la conversazione, quindi va detto anche questo, perché noi come programma lo abbiamo inserito nel programma, ma non siamo in amministrazione, però sul piano triennale delle opere pubbliche, ripeto, attualmente non c'è il secondo stralcio della pista ciclabile. Anche per lei devo dire la stessa cosa, sì o no al centro commerciale, anche se immagino che la risposta sia scontata. Anche qui sì o no? No, scusa, 2 secondi, perché anche qui devo mettere un po' di pepe sulla vicenda, perché ce n'è da mettere su. 3 minuti. Dico solo, per noi no. Sono ancora dentro i 3 minuti? 3 secondi, 30 secondi. Per noi il centro commerciale non deve essere fatto, ciò non toglie che comunque il PAT ha individuato alcune grosse aree strategiche nel territorio da parte appunto dell'amministrazione, dove c'è l'indicazione che qualcosa del genere venga fatto. Quindi c'è anche questo da dire, che all'interno del PAT attualmente c'è una riconversione di oltre 40.000 metri cubi a direzionale, commerciale e anche residenziale lungo un'arteria di traffico che porta a pensare la realizzazione di un centro commerciale. Io direi una cosa, Posso... se un attimo solo per precisare che la regola voleva ad attacco fatto corrisponde una replica di 30 secondi. Entrambi, io ho 30 secondi a disposizione. Stavo spiegando, entrambi avete fatto parte della stessa amministrazione comunale. Direi 30 secondi per Forcolin e 30 secondi per Carpenedo per rispondere alle 2 provocazioni. Adesso fammi anticipare un attimo, perché sennò io rispondo sempre in coda. Vabbè, prima lei Carpenedo, sì. Sì, sembra quasi che poi, perché effettivamente... Allora, tanto per tranquillizzare un po' anche così le domande che ho visto nel documento della Confartigianato, dove si chiede: ma la pista ciclabile verrà completata? Sì, perché noi attendiamo 180.000 euro, no? Sì, la completeremo sicuramente, perché con i soldi che recupereremo, che casseremo dall'Euro Bingo, mi pare si chiami adesso, completeremo la secondo stralcio, per cui è garantito che lo faremo su questo. Gli altri 30 secondi per Forcolin. Beh, non è proprio così, nel senso che i 180.000 euro sono una fideussione che il 1001 Bingo deve riconoscere e serviranno eventualmente per completare i lavori. Il secondo stralcio è finanziato con i 600.000 euro che la Regione ha messo nel piano triennale opere pubbliche, visto che lo stralcio costa 500.000 euro. Con la differenza e con i 180.000 euro dell'Euro Bingo si procederà invece a cantierare la rotatoria via Bosco Cascinelle, questa è la realtà delle cose. Perfetto. Ha ragione. Fine. Allora, è il suo argomento, lasciamolo sfogare una volta tanto. Biancone su questo dovrebbe parlare minimo per tutti i 20 minuti che non ha utilizzato nel corso della serata. Siamo ovviamente contrari al centro commerciale, visto che ce ne sono 2 o 3 in giro, uno anche a Roncade che è ancora chiuso oltretutto. Siamo favorevoli alle piste ciclabili, vorremmo che siano presenti in tutto il territorio di Musile e che siano collegate anche con il Sile, in modo da ampliare e dare modo ai turisti di vedere altre località vicine, limitrofe, dare appunto un po' di varietà al loro soggiorno eventuale. Proponiamo agriturismi, prodotti a chilometri zero, e questo è il nostro obiettivo. succo. Esatto.